mortificante come quello che sto vivendo in questo mese di giugno non l'avevo mai attraversato. Lo dico con il sorriso, ma sono veramente mortificato. Ogni giorno quando varco la soglia del comune sento una profondissima amarezza. Noi non abbiamo mai fatto, abbiamo sempre fatto politica nei nostri comuni, nel senso di del termine, l'unico caso che io conosca. Penso io faccio politica tutti i giorni e faccio amministrazione. E sono la stessa cosa e non c'è un altro modo di fare questa cosa qua. E però il fatto che, ma la farò brevissima, primo, non si cambiano le regole in corso. No, a metà anno non si dice le sanzioni per chi non rispetta il patto di stabilità non sono più queste, diventeranno queste altre. Perché un amministratore fa delle programmazioni, mette anche in conto dei passaggi che possono essere impegnativi, ma lo fa coscientemente programmando appunto delle elezioni. È imbarazzante aspettare la fine del mese di luglio per sapere quali saranno le sanzioni per chi non rispetta il patto di stabilità, a meno che qualcuno poi avesse anche messo nel conto uno scenario di questo tipo. Ed è comunque difficilissimo correggere oltre la metà dell'anno certe azioni di programmazione che siano fatte. Il secondo, e questa è una gravissima mortificazione, il secondo elemento di mortificazione è vedere che i limiti posti dal patto di stabilità sono in qualche modo ciechi, si applicano indistintamente. Credo che tutti i comuni della provincia del Veneziano in questi ultimi anni abbiano avuto problemi con l'assetto idraulico. E allora la richiesta è semplice, io chiedo, ma so che lo faccio anche a nome di tanti altri, che almeno per una certa quota ci sia franchigia nelle risorse che le amministrazioni spendono per mitigare il rischio idraulico. E se no io non capisco qualcosa che viene nominato il commissario all'emergenza, qualcosa che abbiamo sempre i miei discorsi, e nel momento in cui sto facendo cose, impegnando anche le risorse del comune, mi devo fermare. Allora, se hanno mesi siamo fermi, non con l'acqua alla gola. Secondo elemento, anche questo molto preciso, le condizioni dell'edilizia scolastica nel nostro paese, tutto intero, sono buone, ma lo so per esperienza, in molti casi non è tutto perfettamente a posto. Le amministrazioni sono impegnate a fare i collaudi statici per avere le certificazioni, a fare le integrazioni sugli impianti per avere i certificati per incendi, a mettere a posto impianti che magari hanno 20 o 30 anni di correnti elettrici, non sono più... qua noi abbiamo anche responsabilità penali. E allora la mortificazione diventa anche una preoccupazione personale, nel senso che anche qua o siamo messi nelle condizioni di intervenire su questioni dove è la legge che mi dice che lo devo fare e sono penalmente perseguibile se non lo faccio. Noi chiediamo l'ANCI da tempo, sostiene queste tesi, ma è bene che stavolta se la manovra deve avere carattere di grande rigore, abbia anche, non sia cieca, ecco questo io dico, non sia cieca. Ci sono delle questioni su cui una sorta, tra virgolette, di franchigia va applicata, e se no succede che io mi faccio gli ultimi mesi, come dice il mio carissimo amico Galenda, anche lui in chiusura di Vigolo, e noi per pochi mesi possiamo anche farlo il signor Malossen, no? Il capo espiatorio. Ma chi pegava avanti 4 anni di amministrazione e poi gli auguro altri 5, perché amministrare un comune è bellissimo, ma non si può farlo in modo mortificante. Noi non abbiamo mai fatto ricreazioni in questi anni, per sentirsi dire che qualcuno deve smettere di fare la ricreazione. Noi non abbiamo mai, credo che i cittadini non mi rimprovereranno tante cose, ma mai di aver fatto la ricreazione, mai di aver saltato un giro o 2 giri, perché adesso si può saltare un altro giro ancora. Cioè queste cose fanno veramente, incidono, ecco, nella, sì, anche personalmente.